Buongiorno a tutti, sono il dottor Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Po di Tramontana. Queste che vedete sono tutte piante di pomodoro, sono tutte piante che sono state innestate su dei portinnesti resistenti, tolleranti alle principali fitopatie, collegate ovviamente al terreno, che danno una resistenza maggiore alla piantina futura e quindi ha una facilità da parte del produttore a combattere questi parassiti, questi patogeni. Sono piantine il tutto e per tutto uguali a una piantina franca di piede e quindi con l'apparato radicale determinato dalla stessa pianta, ma che agli effetti pratici è una piantina più vigorosa e quindi con una produzione maggiore, e nel crescersi vengono sviluppate, vengono per così dire accresciute due branche invece di una pianta normale, franca di piede. In questo caso quello che sto inquadrando sono 3 prove di pomodoro da mensa, una prova di varietali di cuori di bue, innestati quindi tutte su un unico portinnesto, poi una prova di nasone, che è il classico pomodoro allungato prismatico, detto anche pomodoro banana, che serve nell'ottica di conservazione e del germoplasma locale e quindi di una cultivar di una serie di ecotipi tipici della zona del veneziano, e per finire una prova di portinnesti, il cui nesto che andiamo a testare è un pomodoro allungato, similare se vogliamo a Samarzano, ma leggermente più corto e ovale, e si andrà quindi a testare tutta quella serie di valutazioni ponderali e qualitative di queste portinnesti, confrontandole con il franco di piede. Continuate a seguirci e la prossima settimana vi farò vedere tutta una serie di piantine di peperone, di melanzana e cetriolo che verranno innestate e quindi poi coltivate e cresciute, pronte per avere una pianta matura per il trapianto a fine di marzo.